Nel comune di Vittorio Veneto ci sono due chiese che, pur nella loro diversità, rappresentano entrambe il sentire popolare. La chiesa di San Silvestro, lungo l'antica via Calalta a Costa, ricostruita verso la seconda metà del XV secolo sul sedime di una precedente, conserva al suo interno l'opera più interessante del catalogo del pittore cadorino Antonio Rosso. Gli affreschi furono terminati nel 1502 e rappresentano le prove della divinità di Gesù come stabilito dal Concilio di Nicea, convocato nel 325 proprio da Papa Silvestro I, il santo titolare della chiesa di Costa. Nel catino absidale è rappresentato il Cristo Pantocratore, contornato dal tetramorfo, dove Papa Silvestro è raffigurato accanto al bue alato di San Luca. Il riquadro sulla parete destra, raffigurante la Trinità, in quanto successivo, è attribuito a Marco d'Amel, figlio di Antonio Rosso. L'oratorio di Sant'Antonio da Padova, lungo l'antica strada di Alemagna a San Giacomo di Veglia, sorge sul sedime di una precedente chiesetta del XVI secolo che sostituì un antico capitello eretto nel XIII secolo per ricordare il passaggio del santo. La sagoma attuale dell'oratorio, con la sua caratteristica forma slanciata e la pianta ottagonale, la dobbiamo al vescovo di Ceneda Marcantonio Agazzi, che lo fece ristrutturare nel 1693. All'interno si possono ammirare i molti ex voto che dal XVI secolo testimoniano l'affidamento alla protezione del santo, gli ultimi dei quali dipinti da Vittorio Casagrande, nato proprio a San Giacomo di Veglia. Al centro del marmoreo altare ad ali passanti ci attende la statua di Sant'Antonio, rappresentata nell'atto di camminare e parlare. Sembra quasi che l'autore abbia colto l'essenza del santo, riuscendo a riprodurre un eco delle sue parole, sensazione rafforzata dal fatto che un frammento della sua lingua benedetta è conservata qui come preziosa reliquia. Ancora oggi sono molte le persone che si fermano all'oratorio per un momento di raccoglimento, per affidarsi al santo e recitare i sequeri.